Al Lido di Venezia nascerà un nuovo bosco, pensato, realizzato e custodito dai bambini. L'area interessata è quella di San Nicolò, tra la diga e l'aeroporto, apparentemente degradata, ma in realtà, spiegano gli esperti della RIPU, di grande pregio naturalistico. I ragazzi stanno piantando gli alberelli, in particolare lecci, nell'ambito del progetto Mettiamo Radici, che è un progetto scientifico di miglioramento ambientale e didattico, perché i ragazzi, si chiama Mettiamo Radici proprio perché piantando gli alberi i ragazzi prendono consapevolezza del valore dell'aria, si affezionano all'albero che piantano e quindi di conseguenza si affezionano a questo territorio. Così una cinquantina di alunni della sezione C di tempo prolungato della scuola media Vettor Pisani, accompagnati dai loro insegnanti, hanno messo a dimora i primi 100 lecci delle 400 piante che il progetto prevede di piantare nei prossimi 3 anni. L'obiettivo di questo progetto è di favorire la conversione di questo settore che ha una vegetazione piuttosto degradata verso un orno lecceta, cioè un bosco composto di lecci, di ornielli e di altre piante. I ragazzi piantano le piante e associano alla propria pianta un pensiero. Il progetto Mettiamo Radici, come illustra il volontario Antonio Borgo, vede coinvolta la RIPU veneziana con il sostegno della Fondazione Venezia e il coinvolgimento dell'Istituto Scolastico Comprensivo Franca-Ongaro del Lido. Un progetto didattico a tutti gli effetti, non solo didattico ambientale, ma anche proprio sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente, il ragazzino e l'ambiente.